Con quale latte si fa il maiorchino? Allora, il maiorchino qua da noi di Novara di Sicilia si fa con latte di pecora e latte di capra. Diciamo, ci deve essere in questo latte di pecora minimo un 30% di latte di capra. Cioè, maggior parte così. Ma gli allevamenti sono qui a Novara? Sì, sì, sì. E allora, col latte? Ci spieghi tutto. E allora cioè, il latte è composto così, si mette un po', diciamo, il latte di pecora e capra con questa percentuale, si mette a riscaldare, si porta una percentuale, diciamo, di un 30 gradi, poi riscalda a 30 gradi, si scende, si mette a riposare e si mette il caglio di capretto. Dopo si fa riposare un mezzo. Cos'è il caglio di capretto? Allora, il caglio di capretto è un intestino del capretto, diciamo, che fu creato, scoperto, diciamo, dell'antichi, che questo caglio aveva questa potenza che faceva quagliare questo latte, sia per il maiorchino, sia per qualsiasi cosa, per formaggi, di ogni cosa, per quagliare il latte ci vuole questo caglio di capretto, essendo genuino. Poi se usano altri prodotti, diciamo. Si può usare il prodotto sintetico anche, ma questo è quello naturale. Questo è naturale. E per cui dopo che, diciamo, arriva a quagliare, che si arriva a questo punto, si deve frullare, si deve rompere e poi si rimette sopra, che ora voi seguite, si fa riscaldare, si arriva a un 46 gradi, si riscende, si lascia riposare mezz'oretta e poi si raccoglie, si fa tutto sistemato come un uovo dentro, sempre qui dentro, e poi si esce e si mette nella garbola, diciamo noi. Nella forma. Nella forma, ma è garbola, diciamo, alla novaresa. Se lei vuole può parlare anche in dialetto. E allora, poi là si lavora, si punci con, abbiamo qua questo, diciamo, punteruolo, e noi si punge, si fa uscire tutta l'acciata. Deve rimanere, che non deve rimanere niente, deve rimanere completamente asciutto. Comunque poi si continua a fare la ricotta. Ultimamente, quando già si finisce la ricotta, si mette nel selo, tipo come già noi l'abbiamo fatto qua, visto questo. Ora lo vedremo più tardi. Sì. Qua, e si vedrà più tardi. Allora, mi scusi, qual è la garanzia della igienicità? Cioè, ognuno pensa, dico, è tutto igienico, c'è pericolo, quella famosa malattia della brucellosi. No, e allora il problema del maiorchino, diciamo, ci può essere, ci può essere, non c'è il perché il maiorchino non si può vendere se non è stagionato almeno di 6 mesi. Appunto anche questo problema che deve rimanere minimo 6 mesi la stagionatura del maiorchino, perché siccome viene fatto a latte crudo, non pastorizzato, e allora per non creare questo problema di questa malattia, e allora si deve far stagionare almeno. La stagionatura ammazza tutto. Ammazza tutto, perché viene assalato e viene tutto, cioè se ci può essere, diciamo, qualche rischio. Allora, la sua azienda, da quanto è composto? Io vedo altri due, quanti siete che fate il maiorchino? Siamo io e mio nipotino che mi aiuta, che cerca di impararsi un pochino, e mi aiuta anche questo operaio pure. Ce ne molti produttori di maiorchino qua? Qua a Novara ce ne saranno una decina. Una decina. Lei riesce a distinguere il suo maiorchino mangiandolo e non vedendolo dagli altri? Ma io anche da 100 metri, da 500 metri lo vedo anche senza mangiandolo. Cioè nel senso che la forma è diversa? La forma è anche... anche la posizione, come è fatto ed ogni cosa. C'è un maiorchino di un produttore che lei invidia, che ecco, può dire è fatto benissimo, lei lo riconosce? No, io non ho invidia sinceramente di nessuno, perché qua tutti quelli che fanno maiorchino, qua che iniziano a fare, che hanno fatto maiorchino, vengono a domandarmi a me come si deve fare, come non si deve fare. Ma lei è il migliore, insomma. Cioè, perché io, diciamo, ho sofferto di... Le prove, lei ha fatto la prova. Insomma, lei ci ha studiato. Sì. Quindi manca ancora l'1% per essere perfetto. No, perfetto, diciamo, perché il maiorchino non è un prodotto che si fa, diciamo, che viene sempre lo stesso. Viene sempre lo stesso, per cui può nascere una mattina, diciamo, ma come mai, insomma, ci sono sempre dei problemi, dei segreti che uno può anche sbagliare. Lei diciamo. è diventato ricco vendendo il maiorchino? No, io già non sono ricco, forse sono il più povero. Con questa, recipiente, quante forme si fanno? Una, perché il vero questa qui fa una sola forma di riso? Sì, perché siccome il maiorchino si deve raccogliere tutto a un pezzo, per cui diciamo, per venire proprio il maiorchino originale se ne deve fare una forma, o viene 10, o viene 20, o viene 30 kg, quella è. E poi viene divisa, no? No.
Lei ora lo farà questo? Sì, io lo faccio ora, seguo subito. Ok. Allora, tu quando fai il tuo primo maiorchino? Non lo so. Non lo sai. Tu vai a scuola? Sì. Che classe fai? Seconda. Seconda. Ti piace il maiorchino mangiarlo? Lo mangi? Così così.